Tra chi opera nel nostro territorio in questo momento di grande emergenza c'è anche l'associazione di volontariato GISE, diretta da Sandro Bennici, che con le sue ambulanze è di grande aiuto in eccedenza alle chiamate del 118 del Servizio Sanitario Regionale. Ma noi siamo abituati già alle emergenze, abbiamo partecipato a parecchie emergenze come quella dell'Abruzzo, all'Aquila, siamo stati più di 60 giorni a disposizione del Dipartimento regionale e nazionale della Protezione Civile. Oggi siamo stati impegnati e siamo impegnati quotidianamente nella gestione dei soccorsi in eccedenza. Come voi sapete, la nostra associazione si occupa di eccedenza 118 in collaborazione alla centrale operativa del 118 di Caltanissetta, ma comunque i nostri operatori sono quotidianamente impegnati a seguito di un'attivazione diretta fattaci dal Dipartimento regionale di Protezione Civile per la gestione di un numero verde proprio ad Agrigento. È il quarto numero verde che è stato attivato a livello regionale e ci sono dei nostri operatori assieme ad altre associazioni di volontariato che si occupano della gestione di questo numero verde. Arrivano molteplici chiamate, tantissime chiamate che vengono in qualche modo assistite dai nostri operatori. Invece 3 dei nostri operatori sono stati attivati direttamente dall'ASP di Agrigento, dal reparto di epidemiologia di Agrigento. Intanto ringraziamo la dottoressa Bosco che ci ha dato la disponibilità di una stanza con dei computer dove i nostri operatori sono sempre 3, non cambiano, che ogni mattina si recano presso l'ASP di Agrigento e monitorano alcune schede, alcuni nominativi, sono molti nella fattispecie, di persone che si sono già censite, quindi i nostri operatori li chiamano, li assistono telefonicamente qualora ci fossero delle evoluzioni appunto di criticità. È un lavoro che stiamo facendo molto serio, importante, lo stiamo facendo per l'ASP di Agrigento, un po' in tutte le ASP della Sicilia, questo lo stiamo facendo noi come GISE, sempre su attivazione diretta del Dipartimento regionale della Protezione Civile. Noi siamo per ora in 4, preferiamo rimanere in 4, i turni ce li copriamo noi, evitiamo di in qualche modo coinvolgere gli altri volontari, facciamo dei turni come voi vedete, siamo all'interno della nostra sede, da qui non ci spostiamo, abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo un po' lasciato le nostre famiglie proprio per evitare possibili contagi. Al momento non abbiamo avuto casi particolari, casi di crisi respiratoria particolari, ma l'ordinario, quindi gestiamo incidenti stradali o sintomatologie varie che al momento non riconducono a quello che potrebbe essere il coronavirus, il Covid-19. Siamo qui, voi rimanete a casa, senz'altro il nostro in qualche modo consiglio è quello che dovete rimanere a casa. Ci siamo noi. Siamo noi, tutti i volontari, assieme alla Croce Rossa, alle Misericordie, alle ANPAS, tutti i volontari siamo una cosa sola, assieme alla Protezione Civile, al Comune di Agrigento, al nostro sindaco che sta facendo tantissimo per supportarci e per darci la possibilità di poter lavorare in sicurezza. Che dire? Rimanete a casa, noi non possiamo e dobbiamo essere qui per forza.